Benvenuti. Oggi vedremo l'ultima puntata del ciclo della BBC sulla storia del mondo, dedicata al Novecento, il XX secolo, quello che oggi tocca chiamare il secolo scorso, anche se per quelli della mia generazione è difficilissimo usare questa espressione, perché per gran parte della nostra vita il secolo scorso voleva dire l'Ottocento. Tutte le puntate della serie hanno un titolo che si sforza di sintetizzare il periodo trattato. Nel caso del Novecento, a un certo punto i titolisti si devono essere arresi. Alla fine il titolo è L'età degli estremi. E fra questi estremi ve ne segnalo uno particolarmente curioso. È una piccola cosa, ma neanche tanto poi. È la storia del contrabbando dei contraccettivi negli Stati Uniti dell'inizio del Novecento. Era il paese più moderno del mondo, la contraccezione, specialmente femminile, era vietata. Era vietata la vendita di contraccettivi ed era addirittura proibito dare informazioni sui metodi di contraccezione. Si cadeva sotto la legge contro l'oscenità. E poi succede che un'infermiera che si chiama Margaret Sanger, durante un viaggio in Europa, la vecchia e corrotta Europa appunto, scopre l'esistenza del diaframma e comincia a importarlo e distribuirlo clandestinamente negli Stati Uniti. Finché non la individuano, la mandano sotto processo, la condannano a 1 mese di lavori forzati e il giudice nella sentenza dichiara che le donne non hanno il diritto di copulare con quel senso di sicurezza indotto dalla certezza che non ne possa risultare una gravidanza. Poi a un certo punto i tempi cambiano, la contraccezione non viene più proibita nell'America puritana e i moralisti americani si mettono alla ricerca di qualcos'altro da proibire. Come sapete, decidono di proibire gli alcolici, con il risultato che tutti si mettono a bere a più non posso e la malavita fa affari d'oro. Sotto sotto ci deve essere qualcosa da imparare anche in questo. Buona visione. Margaret Sanger crede che tutte le donne debbano avere il diritto alla contraccezione sicura. Afferma di sognare una pillola magica e affidabile che risolva il problema. Non preoccuparti, supererai questo momento. Ma i contraccettivi sono un tabù. Un candidato moralista condanna coloro che li vendono come fornitori di vizi e peccati. Nel 1916, Margaret Sanger apre la prima clinica per la pianificazione familiare dell'America in un quartiere povero di Brooklyn. Il giorno dell'inaugurazione, più di 100 donne bussano a quella porta in cerca d'aiuto. Ma i suoi opuscoli sono illegali e classificati come letteratura oscena. Fuori di qui! Subito! Lei è in arresto! No, mi ascolti. Faccia uscire questi uomini, lasciatemi! Oppenheimer e il suo team calcolano l'esatta altezza alla quale far esplodere la bomba